Buongiorno a tutti, stranamente oggi non c'è casino sotto, mi sono svegliato con video di Napoli veramente terribili. È arrivata la colazione e insieme alla colazione sono arrivati i sacchetti nuovi per buttare la spazzatura. Mi fa impazzire che l'obiettivo è riempire ogni spazio della vaschetta. È arrivato il cibo, sono quasi l'una, quindi si mangia. Adesso faccio una cosa su richiesta di un mio amico, Edoardo. Era una cosa che già volevo fare, però vabbè. Vi faccio vedere un po' di TV cinese. Qui abbiamo il media center della televisione. I media center cinesi sono molto particolari, sono molto ben forniti. Infatti abbiamo la TV, in questo caso via cavo, quindi via internet, e tante applicazioni. Partiamo da... No! Questa qui è CCTV 1, che corrisponde alla nostra Rai 1. Infatti sotto a CCTV 1 c'è scritto Zhonghe, è quasi come se volesse dire generalista, in pratica. Poi andando avanti, qua abbiamo CCTV 2, in questo momento c'è un documentario. Qua c'è CCTV 3, CCTV 4, questa qui viene trasmessa anche su satellite, su Sky, in Italia. Ok, la Serie A, perfetto. Vediamo che partita ci propongono stasera. Torino-Crotone. Ah no, è proprio la pubblicità. Ah, Juventus-Verona, perfetto. Ok. Questo è il canale sportivo. CCTV 6, in alto a sinistra, quindi è proprio come se fosse un nostro Rai Movie in Italia. CCTV 7, qua si parla di cose fatti storici. Questo qua in teoria è Mao, secondo me è fatto un po' male, però ecco, sempre la guerra civile contro Chiang Kai-shek. CCTV 8, ecco, questo qui è solo per le serie TV. Ok, qua CCTV 9 con i documentari. La TV cinese comunque è molto molto ricca. Questo un cinese che sta davanti alla televisione di sicuro non si annoia. CCTV 10 ora. Questa è una televisione che invece si basa molto sul racconto culturale del paese e così via. Ci sono tanti programmi di questo tipo. CCTV 11. Qua fanno vedere tipo delle opere antiche cinesi. Sì. Ecco, vediamo un po'. Niente, così. CCTV 12 addirittura. Questo non me l'aspettavo. Oh, CCTV 13. Questo è dove fanno il telegiornale H24. È tipo il nostro Rai News 24, il nostro Sky TG 24, il nostro... no, TG come no? Comunque.
E qui c'è proprio questa informazione non stop. 14 è per i bambini. E questo qua è il livello dei cartoni che fanno vedere in Cina. Ma comunque ormai è come in Italia, cioè i bambini guardano pochissimo la televisione, i bambini hanno sempre il cellulare in mano. CCTV 15 che è dedicato interamente alla musica, è come un MTV. E qua si parte invece con altre emittenti private. Questa qui non l'ho mai vista perché ora cambiano in base alla provincia. Infatti, per esempio, questa qui è Shanxi Weishi, quindi proprio è l'emittente di questa provincia. È come da noi TGS o Antenna Sicilia, in Sicilia, poi che so, Telenorba, Capri TV, eccetera, eccetera. E niente, qua poi. Questo qua. Ok, questa è una televendita, per esempio, e stanno vendendo un farmaco in questa maniera. Ok, questo è televendita, sicuramente H24. Vediamo questo sgrassatore che non sta funzionando. Eccolo, bisogna comprare questo, ragazzi, ricordatevelo, anzi ricordatemelo, così lo comprerò a Shein. Certo, mettiti ancora un po' di più. Vai, 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 vai. Cioè, senza neanche usare la spugna. Col dito, vai, vai, fallo, fallo. Questo è in diretta, perché non ci sono i sottotitoli. Visto Zedong da solo si scioglie, incredibile, mamma mia, wow. Bravo, bravo. Ah, ragazzi, siamo in Italia. Comunque, incredibile, guarda la casualità. Il Mantuolin. Questo Xiaohuozi. Guarda questo Xiaohuozi. Wow. Fiera. Ecco, pubblicità, vediamo un po'. Questa attrice è dello Xinjiang. Questo è molto interessante. Ah, la mia Coca-Cola zero. Fighissimo. Ah, zero zuccheri. Fantastico. Che questo in Italia sarebbe vietatissimo. Pindodo. 展示的还是有点紧张，不够大方。今天坚持。Dodo, pindodo, pindodo.
Questa è una trasmissione famosissima in Cina, dove in pratica si presenta sempre un uomo che poi deve cercare di trovare la sua anima gemella in mezzo a tantissime ragazze. Ed è veramente una trasmissione di grandissimo successo. E il conduttore che è il pelato è veramente veramente famoso. E fa anche ridere. 5年的篮球生经历练就了良好的身体素养。毕业之后，我选择入 Questa è in pratica la parte in cui lui si presenta. Perché poi devono essere proprio le ragazze anche a scegliere a lui. 情侣关系的话呢，然后我们一起去了这个地方，但是这个地方是你选的。那个时候我就会说，虽然你觉得没有上次的好，但是我觉得我们两个人一起。绝不愿意。 Ormai ce li vediamo tutti. 我是比不上人。姐。哎呀！ Questa è una 咱活动的事儿，他一个字儿都没提，反倒问起我来了。 Ora ci sono le varie TV delle varie parti della Cina, per esempio qua Jilin, che è una provincia vicino a Liaoning. Qua ovviamente vendono i cappotti pesanti perché là ci sono meno 30 gradi, meno 40 gradi. Ecco, guarda come lavorano. Liaoning? 动说快，让我去任务他的是你一个字儿，快！我用了10分钟，这腰也不疼了，腿也不疼了，把他那下地来出头干活了，当天就见效了。我现在这腰也不疼了，腿呀也不麻了，不到1个星期，我自己都能站起来下地走路了。你看我这人举起来。 In pratica stanno spiegando che dopo aver preso qualcosa, ora si sentono fortissimi. Quello lì alzava le travi, questo ha ricominciato a pulire, quello ha iniziato a zappare. Eccolo, il Guantou. Minchia, guarda qua. Minchia, guardalo. Fiero. 你要是真能管姑奶奶一辈子啊，我也不是不可以考虑哦。嗯，不是，咱们不说这个啊，但是我把你当做朋友啊，我得劝你一句，女孩子别无。人的新款式多功能手电筒评书记忆台，对，千真万确，里面有相声，有辅助睡眠的音乐，还有3大活力的养生知识，晚上照明用，白天娱乐用，一机在手，应有尽有，全国每天进行。 Questa è la radiolina con la torcia che i vecchi. Ah, guardate, col telefono dentro. Fantastico. Ecco, la sua vita è cambiata. È la seconda giovinezza ormai. Sì, può ascoltare la Juan. Cioè, incredibile, è una cosa tipica di Jilin, uno spettacolo. Guarda che sono fieri. 不仅有辅助睡眠的这些形象， Ah, 还能当手电筒用。我晚上起夜呀，有一 visto? Invece di usare la torcia del cellulare usiamo questa torcia super tecnologica. 声音洪亮，携带方便，还有手电筒照明功能，一机两用，专为中老年人量身定制。 Un apparecchio, 2 funzioni, fantastico. 特大好消息！ 下的管子，出院呢拔管子，我就得一口一口。 Ecco, qua un'altra medicina salva vecchi. Questo qui vedi che era morto è risuscitato grazie a quella medicina. 是一个病友给我推荐了这个特效国药清晰台，这嘴 Ecco, visto? 我这手啊也能回来了。 Ora fa tutto. 你一点一点的能动了。你看我这现在。 Questa è Tibet TV. Zhonghua Techan. Tipo, a me queste cose mi piacciono un sacco, sono fighissime.
Qui invece abbiamo CCTV News in inglese, è molto interessante perché comunque è un all news H24 solamente in lingua inglese. Io mi ricordo che esisteva pure CCTV in spagnolo e in arabo e anche in francese, però qua non sono riuscito a trovarlo. Giles Gibson for CGTN in Washington. And on the streets of Sudan's capital, Khartoum, people are divided over the normalization of ties with Israel. توقيع مع اسرائيل انا لا ارى فيها مشكله ابدا. I don't see any problem with normalization